Io nasco come... È una storia molto travagliata la mia come costruttore, come suonatore. Non fai comunque solo la Uneddas e No, io faccio solamente sulla Uneddas, poi faccio dei strumenti, le Benazir Cordoba, con cui faccio la serraggio che è dietro di te, che poi magari potremo sentire. Io ho preso amore della Uneddas nella festa qui al paese, qui a Donigala, dove Giovanni Cullai, che era in Fitti di Cabra, era un ragazzo allora, suonando in Sustazzo, ecco, proprio all'interno del Sustazzo, dalle 4 del pomeriggio sino alle 10, oltre a questo 10 a luce, ha continuato a suonare canzoni lunghe, a ballo, continua a suonare con una vena. Io ero un bambino di 10 anni e allora mi sono seduto, c'era una cassa di birra vuota, mi hanno messo un sacco sopra, mi sono seduto lì e mi sono addormentato. Alla fine mi cercavano i genitori disperati. Questo del Bordone, che era un fotologo nel sole, poi ho scoperto, mi è entrato nelle orecchie, non mi è uscito, mai più. Comunque è stata, come dire... Cioè magari ti ha lasciato temporaneamente, sì, temporaneamente perché hai poi avuto insomma, una vita normale come sì, tanti altri, hai lavorato, insomma... Io ho sempre lavorato in campagna sino ai 14 anni, poi ho cominciato a fare monovario verso i 13-14 anni, che a quell'età si cominciava allora. E allora dicevo, Giovannico era uno con 2 mani d'oro, perché è morto, che aveva 30, forse aveva avuto 34-35 anni, è morto un ragazzo, aveva 2 mani incredibili, perché aveva una musicalità tutta sua, un animo incredibile a suonare. E diceva, fammi Vitiadeda, io non so neanche il nome, fammi Vitiadeda. E quando diceva, ma fra un regano, diceva, allora fra una cosellata non lo convincevo a darmi insegnamenti. Io sono arrivato a avere 12, 13, 14, 15 anni e sono emigrato a Torino con mio padre per un periodo di circa 1 anno e mezzo, lavoravo in fonderia e quindi ho perso contatto con tutto quel mondo lì, il mondo di andare a battere le olive, andare a zappare in vigne, ecco, o il manovale come facevo, che andavo in fonderia e lavoravo. Quindi al mio rientro l'ho cercato e lui purtroppo era morto. Quando avevo 16 anni e mezzo lui oramai era morto. Questa notizia mi aveva molto rattristato, perché lo stimavo come persona innanzitutto. Tenevi tantissimo ad avere... Era un pezzo di pane come uomo, e poi io l'avrei avuto come punto di riferimento, perché per me lui, la sua musica per me è ancora, anche se non è mai diventato professionista come un'altra, perché il tempo non gliel'ha permesso, diciamo, la vita non gliel'ha permesso perché gli è mancata la vita. Per me tuttora è fare musicalità più alte. Sì, perché come espressione personale è una delle più alte ancora, senza freno, più di molti altri anche. E quindi dopodiché mi sono trovato spiazzato, allora sono arrivato, mi sono avvicinato al primo strumento. Quando ho soffiato il primo strumento io avevo l'età di 21 anni, ero grande. Però come vedi, questa cosa mi rodeva sempre dentro, mi dava... riaffiorava, sì, anche se la tua mente era occupata da... Sì, allora facevo il muratore, quindi mi dedicavo come potevo, poi a 21 anni le soffiavi anche 1 ora e mezza, non c'erano problemi, ma perché le praticavo a livello di fiato molto più di adesso, non è che adesso non ci riesco, ecco. Adesso più che altro le costruisco. Ecco. E quindi, altra battuta d'arresto, prendo le prime lezioni con il signor Daniele, che era originario di Cavas, abitava a Piedolestano, e poi mi sposo e sono emigrato nuovamente, altri 6 anni di buio totale. Arriviamo all'incirca da 23 anni mi sono sposato sino ai 28-29 anni, che io poi verso i 30 anni mi ho detto adesso basta, costi quel che costi, mi devo togliere quello che sento dentro, devo cercare di esprimerlo in qualche maniera, perché non è possibile che deve sempre vincere la famiglia, sono d'accordo, però le altre cose non deve vincere il mondo, insomma, la società, certo. Cioè di quello che sei comunque spinto a fare per poter... E allora ho cominciato a costruire adagio e da 7 anni a questa parte circa ho ancora incrementato di più questa mia passione, portando, quindi oltre che il lavoro da muratore, portando anche il mio banco